Vous dormez ou quoi? C'est incroyable. Je parle chinois, c'est pas difficile, hein, du champagne frais pour mon ami. Un capissoulin, un più per il cul. Attento Tommaso. Scusa Stella. Oh, calmo. Basta che non esci fuori, Quanto si è fatto grande? Tra una settimana torno in Italia. Mi manca sempre il tempo. Ogni volta che suo padre me lo manda sembra una concessione. E io non posso dire niente perché rischio pure che non lo fa venire più. Sì, ma guardate che io non devo mica convincere qualcuno, Io sto semplicemente ripetendo quello che ho sentito da questo giornalista suo amico. Ah, sì? Allora bisogna organizzarsi. No? Vabbè, sembra che ci dimentichiamo che adesso qui in Francia c'è sta gente al potere. Maurizio, pianta. Che è? La solita storia dell'infiltrato che arriva da Roma, la solita storia. È uno del ministero. Dice che vogliono rifare queste schede su di noi. E allora? Allora poi quando chiedono l'estradizione francese te lo spiego. Amori, almeno per oggi. No. Dì. Come sta, mamma? Eccolo l'infiltrato. No, ammazza come ti sei fatta grossa. Ciao, Pietro. Tutto bene? Ciao. Fatto buon viaggio? Ma sei sicura di aver fatto un affare? Questo monte tocca portare appresso per tutta la vita. Che bello, che è? Questo è un mobiletto portatissimo. Così papà mi lascia in giro. Lo sai, non ti avrei mica riconosciuto. Molto veloce. Tanti auguri. Vieni. Oppla! Questo è Fabien. Fabien, lui è il mio fratellino piccolo, che non ho parlato qualche volta, no? Tu hai un fratello, papà. Certo, amore, eccolo qua, guarda. Ciao. Io no. Uè, guarda lo zio. Ciao. C'era di tutto, colleghi giornalisti, modelle, uno sciatone. E c'era anche il giudice che mi ha condannata, che però non parlava, non c'era niente. A un certo punto il conduttore si fa avanti e mi dice: signor Magenta, e fa una pausa d'affetto. Ma lei chi è veramente? Devo ballare? No, per favore, il filmino, no, il filmino, no, per favore. Oh, scusa. Perché tu e papà siete fratelli? Perché sì, E perché non avete la stessa mamma? però ci abbiamo lo stesso papà. E la tua mamma dove sta? La mia mamma è a casa, a Roma. Nonna invece è morta, ma mio papà non ha potuto andare al funerale, doveva lavorare. Olivia, vieni con noi a ballare.